Amici bellini, eccoci qua. Dobbiamo analizzare questa partita contro la Salernitana che non era scontata perché è un derby, non era scontata. Abbiamo rivisto delle cose molto interessanti del Napoli che conosciamo, che deve fare la reaggressione, che deve fare i triangoli veloci, quindi analizziamo. Allora, nel dare il benvenuto a Fabrizio D'Angelo e a tutti i nuovi iscritti che si sono affacciati su questo canale, benvenuti. Io sono Valerio Fluido, da New York, sta pure scritto, non lo potete sbagliare. E mi piace parlare del Napoli, quindi voi lasciate un mi piace per il Napoli che mette a segno questa vittoria che è fondamentale. Oramai tutte le vittorie sono fondamentali, cioè non puoi steccarne nessuna. Hai perso terreno in maniera anche inopinabile, si può dire inopinabile in questo caso, non lo so, però adesso non puoi permetterti più di steccare niente, e quindi ogni vittoria, anche quella che sembra scontata perché è contro una piccola, l'ultima in classifica, sono fondamentali e non si può scappare. Il Napoli lo fa e lo fa anche bene, perché se andiamo a vedere poi le statistiche, adesso analizziamo tutti i SofaScore, analizziamo gli screenshot e lo facciamo anche bene. Vediamo, spostiamoci con un Ambrabam tattico per capire. Vedete, questa era Garcia in conferenza così, e ve leggiamo un articolo per esempio che mi è capitato sfogliando Twitter. Ecco, vittoria da polvere sotto al tappeto, il Napoli annaspa contro una piccola, una annaspa contro una piccola, falso. A me poi non può interessare se io conosco o non conosco gli autori degli articoli, perché sappiamo, no? Insomma, parliamo del Corriere dello Sport, parliamo probabilmente dell'autore che adesso è in completo conflitto con Spalletti, e quindi parliamo, vi ricordate, Osimhen è permaloso? Ricordatevi che Osimhen è permaloso, nessun altro, e invece io leggo delle cose che sono assolutamente false, che sono assolutamente confutate dai fatti. Se abbiamo visto la partita, dobbiamo dire che è un Napoli che comincia a farci rivedere delle cose importanti. Siamo continui nei 90 minuti, abbiamo dimostrato di nuovo di essere quelli là? No! Probabilmente no, non lo diciamo, ma se diciamo che abbiamo annaspato contro la Salernitana, diciamo una cosa falsa che deve andare contro, di conseguenza, con pregiudizio contro il nostro allenatore. Mettiamo subito i puntini sugli i, perché sennò mi incazzo veramente troppo, e non è proprio il caso. E non è proprio il caso, soprattutto quando l'Inter oramai ha dimostrato che si è messo al posto del Napoli. Lo abbiamo detto qualche settimana fa e lo sta dimostrando con i fatti, con i punti, con la classifica. È proprio il contrario. Il Napoli l'anno scorso a questo punto aveva 29 punti, l'Inter ne ha 28, l'Inter ha i punti che il Napoli ha adesso, quindi è proprio così. E ci siamo nel racconto della stagione finora, ci siamo. Contemporaneamente però il Milan stecca con l'Udinese, contemporaneamente adesso dobbiamo vedere se la Juventus approfitterà di questo regalo, ma la Lazio non ci impensierisce. Adesso sta giocando la Roma, che probabilmente la svangherà nel finale, però l'Atalanta si ferma contro l'Inter, quindi ragazzi stiamo lì. Se ci mettiamo, se compattassimo l'ambiente e ci mettiamo a lavorare senza cercare di insultarci gli uni con gli altri e cercare sempre lo scontro personale per il bene della squadra, vedete che si possono fare delle cose interessanti. E se l'analisi diventa sincera, cioè basata su dei fatti e su dei numeri e su un'analisi di quello che effettivamente è, può crescere anche Garcia, perché Garcia non è l'allenatore infallibile. Però chiediamogli le cose giuste. Andiamo a vedere gli screenshot di questa partita, dove mi piace sottolineare dal quarto minuto, perché Garcia dice una cosa importante. Una cosa che volevamo fare era segnare nei primi 15 minuti e lo abbiamo fatto. Era una richiesta, vuol dire che c'è proprio la richiesta. Ragazzi, andiamo forte nei primi 15 minuti per mettere paura a una squadra che sta in difficoltà. Gli fai perdere delle certezze, se li schianti nei primi 15 minuti, poi dopo possiamo anche gestire, visto che ci stanno gli incontri, insomma altri scontri ravvicinati a breve, e il Napoli lo fa. Allora vuol dire che più che parlare di moduli, più che parlare di 4-2-3-1, 4-3-3 e quali giocatori vengono messi in campo, noi dobbiamo parlare di richiesta dell'allenatore, di voglia di seguirlo da parte dei giocatori, perché poi Di Lorenzo ce lo dice, noi vogliamo stare lì per lottare fino in fondo. Allora questa dicotomia, no, tra il diktat societario, devi arrivare al quarto posto, non mi interessa, vai più avanti possibile in Champions, è più importante, quarto posto va più che bene, mentre i giocatori lo vogliono fare, i giocatori hanno intenzione di difendere
difenderlo lo scudetto che hanno in pelle. Di conseguenza, a richiesta dell'allenatore di andare forte, vanno forte e si rivede la riaggressione. Questo è uno dei momenti, siamo al quarto minuto, la Salernitana recupera palla, ma c'è subito qui una regressione. Questo è Kvicia che sta dall'altra parte, ci saranno molti movimenti senza palla che scompaginano una squadra che ti aspetta, anche se sono in casa loro, ti aspettano per fare blocco e poi ripartire con tutti i trequartisti che avevano. Invece il Napoli ha asfissiato, altro che annaspare, il Napoli ha asfissiato i tentativi di uscita da parte della Salernitana e poi dopo, quando sei in vantaggio nel secondo tempo, hai controllato un pochino senza subire nulla. Andiamo a vedere con calma. Questa è effettivamente l'unica parata che deve fare Meret e qua anche in reaction l'abbiamo detto, secondo me questa era parabile, il colpo di testa arriva da qua, non è nemmeno fortissimo, Meret si distende e non la respinge centrale, sarebbe stato gravissimo, la respinge laterale, però dopo l'azione si sarebbe potuta sviluppare. Io qua secondo me era bloccabile, non lo possiamo sapere perché non eravamo in campo, però se dobbiamo chiedere una cosa, visto che era l'unica opportunità, si poteva bloccare. Tra l'altro nella respinta poi l'azione viene fermata in fuorigioco perché lui era più avanti rispetto a tutti dopo la respinta, di conseguenza nemmeno un pericolo. Dopodiché, sempre per la storia della riaggressione alta, qua si crea il raddoppio, qua c'è un Olivera molto aggressivo, mi è piaciuta tanto la prestazione di Olivera, questo sempre per ricordare, non fissiamoci sulle nostre idee, sulle nostre convinzioni e aspettiamo una prestazione così per dire oi, ve l'avevo detto, è stupido farlo, invece è meglio dire oi, mi hai dato una bella sorpresa, che bella prestazione. Tra l'altro erano un po' di giornate che io chiedevo anche l'utilizzo dell'Olivera per la fisicità, per la possibilità di fare un gol di testa, per difendere di testa, perché le squadre piccole poi possono essere pericolose sui calci piazzati. Altra riaggressione pesante di Olivera che mantiene il Napoli in attacco con buone anche preventive. Tra l'altro vedete qua c'è Lobotka, qua c'è Ostica, Napolitano, insomma buone le preventive. E qua, questo è poi l'azione che porterà al gol, vedete che siamo al 12°. Questo qua lo sapete chi è? Dovreste arrivarci se avete visto poi gli highlights e se avete visto poi le polemiche che arrivano sul fuorigioco. È Olivera, guardate Olivera come prende poi l'iniziativa di venire a riempire il lato forte per poi creare più densità. È quel lavoro che fa bene a Anghissà quando si sposta anche lui sulla sinistra e quindi si crea un ulteriore pericolo, o lo segui e quindi scopri la destra permettendo l'inserimento di Di Lorenzo, permettendo i movimenti di Politano, oppure ti devi spostare tutto dall'altra parte e hai creato quella rumba con Zielinski, con Kvara, con Rui o con Olivera. In questo caso la rimessa laterale di Di Lorenzo va verso Olivera perché lì erano tutti marcati a quel punto, perché c'è Anghissà, perché c'è Politano, la va a prendere Olivera, l'azione si sviluppa. Abbiamo già parlato ieri, la live di ieri la dovreste recuperare, se non l'avete, mettetela in sottofondo che è interessantissimo. Guido era in una forma straordinaria e mi ha consegnato Guido una serie di numeri sorprendenti che svilupperemo poi a breve, perché poi domani ci deve essere il recap della giornata, dobbiamo capire questa Serie A che cosa ci vuole comunicare. E ci hanno spiegato anche perché il protocollo VAR non permette l'intervento, perché se non la segnali in diretta, visto che la Salernitana recupera palla, fa 2 passaggi, poi la perde, poi c'è un altro contrasto, è bravissimo il Napoli andare alla riaggressione A, che era esattamente quello che chiedevamo a Garcia. In questo caso c'è Lobotka che spinge moltissimo, partita straordinaria di Lobotka, spinge moltissimo, la recupera, fa 2 passetti e si mette bene con il corpo per fare questo passaggio sul movimento di Raspadori, che è bravo a non finire in fuorigioco. Il passaggio è filtrante, questa è la parola che cercavo, di esterno, e Raspadori poi da questa zona farà un gol proprio da centravanti, uno dei gol più belli per la sua semplicità, da centravanti vero. Fa il controllo orientato con il destro, se la porta in avanti, rumori pazzeschi che veramente ci devono, e spara a incrociare e quindi non dà scampo a Ochoa migliore in campo, sicuramente sì per la Salernitana, di conseguenza io sono annaspa, il Napoli annaspa, vabbè. Tra l'altro la maggior parte delle parate di Ochoa in generale sono molto spettacolari. Ochoa è un tipo di portiere che si tuffa molto anche quando non c'è bisogno, gli piace proprio respingere in un certo modo, è il famoso portiere per i fotografi. Quella più importante che fa e quella forse più difficile è questa parata qui, perché sul tiro di Raspadori
c'è una leggera deviazione del difensore della Salernitana e la palla stava veramente andando a fil di palo e Ochoa la devia quel tanto che basta per farla andare poi in calcio d'angolo. Questa è una parata straordinaria. Poi ci saranno parate più plastiche, una nel primo tempo su Politano, nel secondo tempo Zielinski, insomma non tiri angolatissimi che lui devia spettacolarmente. In questo caso invece no, non ci arriva proprio. Bellissimo questo tentativo di Politano che va a scheggiare l'esterno del palo, e questa è un'azione che viene da un recupero palla di un Napoli che in quel momento è molto basso ma è anche molto corto, e questo è importante perché i reparti sono compatti, allora tu ti puoi anche abbassare quando l'avversario sta facendo un po' di forcing, sta portando palle in mezzo, però se sei corto e poi avanzi compatto, guardate quanti giocatori nel cambio di fronte, perché c'è una respinta di Rachmani, la palla finisce a Politano perché quando sei corto è capace che la respinta la prendi tu, si sviluppa l'azione, Politano accompagna Kvara va fino in fondo, Politano segue facendo questo movimento a incrociare, ma hanno seguito anche Anghissà, ha seguito anche Zielinski, qui c'è Raspadori, sta arrivando anche c'è una specie c'è un Olivera selvaggio più dietro, e insomma questa è un'altra azione dove il Napoli si distende bene e aveva creato i presupposti per il 2-0, o meglio per lo 0-2. E questa è una delle occasioni che vi dicevo, dove ho visto che parliamo sempre, si tira poco da fuori, Zielinski ci prova con questo tentativo, Ochoa fa la parata plastica. Questa azione non è da farvi vedere tatticamente, ma è stilisticamente Zielinski come si mette con il corpo, ti riconcilia proprio con il calcio. A me poi interessa poco, sì, il tatticismo, sono i momenti in cui Ancelotti sta dicendo sì, tutti questi tatticismi ma devi lasciare anche ai giocatori un po' di libertà, ma non ti dice io non li alleno. Ancelotti è preciso in quello che dice io quando non hanno la palla gli do tutte le direttive di sacrificio e dei movimenti che devono fare, ma quando hanno la palla, se preferiscono andare all'esterno invece che all'interno, io glielo devo lasciar fare, perché lì è la creatività anche del giocatore che non la devi soffocare. Questa invece è proprio la bellezza del gesto tecnico che rivediamo da un'altra angolazione, è proprio la PlayStation. Zielinski è proprio la PlayStation, l'equilibrio, il modo in cui poi prende il pallone di mezzo esterno che poi prende anche l'effetto, è qualcosa di spettacolare, che bellezza. E visto che un po' di polemiche si sono fatte anche sul secondo gol, quello di Elmas, mi farebbe piacere spegnerle su Nash, perché se avete ragione che lì si doveva chiamare il fuorigioco, il VAR non poteva intervenire, ma il fuorigioco c'era ed era netto e non c'è problema. Qualcuno ha parlato pure di fallo di Olivera, qua assolutamente no. Olivera pulito prende il pallone e dopodiché l'avversario, non mi ricordo nemmeno chi fosse, grida, si butta a terra, grida, poi si alza subito perché si rende conto che non ci era cascato nessuno, la palla finisce. Questa è un'altra riaggressione, che la palla finisce poi a Elmas che avanza spedito e fa in un minuto tutto quello che doveva fare. Non è un'accusa che va, però in un minuto ci mette tutta la concretezza di quello che si deve fare quando giochi esterno largo, lo fa il movimento del doppio passo senza muovere, poi sposta il pallone, e in quel momento la velocità poi del calcio, anche se era prevedibile che la palla sarebbe finita nell'angolino, Ochoa non ci può arrivare. Gran gol di Elmas. E sull'esultanza del gol di Elmas vi invito a rivedere le immagini dove Zanoli fa un pochino io non lo so voi come lo chiamate, un pochino si faceva alle scuole superiori. Lo so, questa non è una cosa tecnica, ma è molto importante, dovreste sottolinearla nel commento. Zanoli è un personaggio, e mentre fa il famoso bravo, no? Il tap sulla testa di chi ha segnato, poi ridendo lo fa anche a Zerbin, ed è una cosa secondo me sfiziosa. Poi magari voi ditela come volete. Stiamo cercando una cosa, ma nel frattempo ieri parlavi di... È vero, praticamente un gol tuo. Anguis sarà oro colato come vice Kvara, oppure colpa. Magari, sono fortissimi tutti e due. E lì c'era... Ma fammi capire, perché a questo punto, per la lotta Champions League, ma fammi capire un attimo che sta succedendo in questo gruppo. Oh Gesù! Non ci credo. Con un XG della Roma... No, non ci credo. Ah, l'ha fatto il pareggio. Azmoun, il forcing. Ehi, Conquist e banda. No, l'hanno fatta. Ci sono un po' di numeri spiccioli che poi vi volevo far vedere, un po' di acquolina in bocca, perché veramente
sarà interessante fare un confronto però serio con i numeri veri, non vi preoccupate, poi ci arriveremo. Di conseguenza andiamo a vedere un attimo questi a livello proprio statistico come si è sviluppata questa partita. Napoli che crea, Napoli ovviamente in trasferta, che crea 1,38, subisce 0,40, possesso palla importante, tiri totali 9 con 4 in porta e un tiro bloccato, 4 fuori dalla cosa. La Salernitana invece 2 tiri in porta su 5 totali. Non è male, magari non è la prestazione dell'anno scorso, però non è male. Cosa mi dite? Veramente non siete convinti? Avete ragione, questo è Spalletti, questo è Garcia. 1,39 uguale l'XG, subendo però di meno di 0,40, subisce 0,30, meno possesso palla perché arriviamo a 59 non a 75, ma i tiri totali sono 21, i tiri in porta sono 8, il doppio con più tiri bloccati eccetera eccetera. Ma voi dite sì, però quella chissà chi giocava con Spalletti, era la squadra praticamente titolare, mancava solamente Kvara, c'era Kim Min-jae, c'era Mario Rui, c'era Rachmani, il centrocampo di adesso, c'era Victor Osimhen che poi segnerà, c'era Lozano. E in questa partita, se voi vi andate a rivedere l'analisi, io feci l'elogio della partita, non solo di come l'aveva studiata Spalletti, ma la partita che fece Di Lorenzo. Per sua posizione media fu assolutamente un trequartista e un attaccante aggiunto, perché loro facevano il pulmino e facevano gli uomo contro uomo classici della Salernitana che ci mettevano in difficoltà, e non è stata poi facilissimo. Questa fu la partita finale che ci portò al record di 50 punti alla fine del girone d'andata. Ovviamente tutti quanti entusiasti c'erano 12 punti mi pare dal Milan, una cosa incredibile. Quindi non si parlava di un Napoli che annaspa, invece il Napoli di quest'anno contro la Salernitana annaspa. Siete disonesti, mi dispiace. È un racconto disonesto della realtà. Posizioni medie del Napoli, vedete Raspadori, punta centrale, punta vera, che viene a toccare il pallone anche indietro, ma è quello più avanzato. Un po' più isolato Kvicha. Zielinski resta un pochino più centrale come posizioni medie, ma Kvicha se la gioca bene con Olivera su questa fascia. Kvicha prende un sacco di falli, prende tantissimi falli e anche da solo crea tutte le opportunità. Bene Politano in appoggio, molto molto bene Di Lorenzo che si fa tutta la fascia, e Anghissà che ha fatto un po' la partita classica sua di attacca e stacca, però tocca veramente tutto il campo che deve toccare insieme a Lobotka. Quindi dal punto di vista tattico bene, dal punto di vista individuale non benissimo, non sempre. Poi logiche le hitmap dei due difensori. Ripeto, mi è piaciuta la partita di Olivera, forse tra i migliori in campo. Poi le sostituzioni, ovviamente pochissimi palloni per Lindstrom, Elmas pochi palloni, ma quello che tocca lo rende oro, e risulta un pochino più, perché il Napoli era molto più basso, ma vedete molto più corto nel secondo tempo quando entra Simeone, e anche Cajuste risulta molto molto più basso. Per quanto riguarda le statistiche, il Sofa Rating Score, il migliore del Napoli è Olivera, a seguire Politano e Raspadori, poi Rachmani, Lobotka, Di Lorenzo. Mi interessa far vedere l'accuratezza nei passaggi. sembra strano, ma Anghissà raggiunge il 90%, quindi così male non è andato. 91% Lobotka. Poi abbiamo un bel 100%, ovviamente Elmas entra al 68esimo, quindi non fa tutta la partita, però su 15 passaggi li hai fatti precisi tutti e 15, e non è poco. Idem per Lindstrom, però la metà. E per quanto riguarda i tocchi, vedete un Anghissà a tutto campo, significa anche questo, c'è un po' troppo bianco, poi mi vengono le convulsioni. 92 tocchi per Anghissà, 77 per Olivera, 74 per Lobotka, Rachmani. Di Lorenzo ne tocca meno del solito. Quello che ha funzionato bene nel Napoli, specialmente nel primo tempo, sono stati i movimenti senza palla più che i tocchi, che sono difficili da vedere con i numeri. È bello vedere la statistica dei duelli, è impressionante questo 11 su 11 di Olivera, vuol dire che la partita l'ha fatta veramente concentrata, ed è questo che lo porta a essere praticamente il migliore per SofaScore. Sui passaggi lunghi, questo era quello che vi avevo detto in reaction, mi sembrava un po' troppi passaggi forzati da parte di Rachmani, e l'impressione viene confermata.
8 palle lunghe, solamente una è arrivata, insomma, a conclusione, è stato un passaggio preciso completato, quindi vuol dire che 7 volte il pallone l'hai buttato. Questo bisogna dirlo per Rachmani. Meno tentativi, però idem per Ostigard. Se invece fa un passaggio lungo Kvara, su 5, 4 sono andati a buon fine. Sono importanti per la prestazione individuale questi. Di conseguenza, amici bellini, andiamo a vedere questa squadra che annaspa, che voti gli vogliamo dare? Do 6 a Meret, è un 6 meno, perché quell'unica parata che ha fatto, per mia considerazione personale, si poteva bloccare. Non è stato poi alla fine una cosa che ha inciso su nulla, non è stato mai oltremodo impegnato. Qualche parata a terra di tiri lentissimi, quindi veramente pochissimo impegnato. Do 6,5 a Di Lorenzo per tutti i movimenti e per tutti gli scambi, le sovrapposizioni interne ed esterne che ha fatto con Politano. Questa coppia funziona sempre bene, finché funziona così ci sarà molta difficoltà per Lindstrom per trovare minutaggio. 6,5 Di Lorenzo, do 6 a Rachmani e 6 ad Ostigard, però dicendovi a voce che magari il voto è lo stesso, però mi è piaciuto un pochino di più Ostigard, mi è sembrato un pochino più sul pezzo, un pochino più anche coinvolto quando doveva spazzare di testa. Mi è piaciuto Ostigard. Do però 7 ad Olivera, secondo me il migliore almeno della difesa. Anche il fatto di vederlo qui a partecipare all'azione, quindi aumentare la densità sul lato che di solito è il lato debole, tanta roba, cioè questo è quello proprio che mi fa piacere quando sono mentalizzati e magari stanno lottando per un posto da titolare con il dirimpettaio. È importantissimo. Difficile dare il voto a Anghissà, alla fine gli do un 6 perché ha fatto delle cose molto importanti, altre meno, però era a tutto campo e questo vuol dire che è in crescendo, quindi bene a metà. Anghissà comunque la sufficienza la raggiunge. 7,5 invece per Lobotka, abbiate pazienza, ma stavolta è impreziosito anche dall'assist, ma fa tutto, imposta, difende, accorcia, porta palla, sa dove mettersi preventivamente, è veramente il centrocampista totale. E con Garcia Lobotka non funziona, bugie proprio mentono per la gol. Funziona tranquillamente. 6 a Zielinski, bello da vedere, un pochino meno coinvolto nelle azioni del Napoli come era nelle prime giornate, secondo me. E qua poi chiediamo a Garcia, è arrivato il momento di far riposare Zielinski, e non dico arriva adesso la pausa e si riposa, perché poi va in nazionale magari, o anche se non ci va, non è una pausa vera e propria. Alle volte metterlo in panchina significa anche fargli staccare la spina mentalmente. C'è la partita, però tu ti guardi un attimo i compagni e quindi recuperi energie mentali, secondo me. Lo fai entrare nel secondo tempo magari con l'Union Berlino. Vorrei un po' di riposo, come lo sto chiedendo per Di Lorenzo, che prende un cartellino giallo per stanchezza, un cartellino giallo benedetto, perché non li devi fare andare ad attaccare, però per stanchezza invece di prendere il pallone prende solo la gamba. Come chiedevo un po' di riposo per Di Lorenzo, adesso mi trovo a chiedere un po' di riposo per Zielinski. Elmas sta benissimo, puoi far giocare Elmas, vuoi fare la lotta, puoi far giocare Cajuste, ci puoi mettere Raspadori dietro e Simeone avanti quando tornerà Osimhen. Chiedo un po' di riposo, ci puoi mettere Gaetano tranquillamente. Chiedo un po' di riposo per Zielinski, si può chiedere, lo voglio sempre brillante. 6,5 Politano, plastico, fa un bel tiro di qua, un bel tiro dall'altra parte, partecipa a tutti quei triangoli veloci, bene. 6,5, do 7,5 a Raspadori, ancora una volta in gol, fa gol in tutti i modi, di destro, di sinistro, fa assist, veramente è proprio un centravanti vero, cioè lo possiamo chiamare falso 9 perché viene incontro e aiuta la squadra, ma fa il gioco da centravanti e fa le conclusioni da centravanti, quindi veramente importante. Garcia ci dice il problema è perché gli fanno la domanda, in realtà il problema di Raspadori e Osimhen è chiaro, quando hai un Osimhen è difficile far giocare Raspadori titolare. Garcia ci dice anche il problema forse è il 4-3-3, nel senso, e lo spiega bene, dice io se lo posso utilizzare vicino alla punta ancora meglio con il 4-2-3-1 perché viene a legare il gioco e può fare tutto quel lavoro intorno alla punta, ma funziona anche da solo Raspadori, e quindi sotto questo punto di vista molto bene. Garcia dice noi abbiamo fatto il nostro e adesso con tranquillità possiamo guardarci le altre squadre e le possiamo guardare anche inciampare, come è successo con il Milan. La Roma è riuscita, ma stavo parlando anche di un inciampo della Roma, invece la Roma al 94esimo con Lukaku la sfanga. Però secondo me da expected goal se lo meritavano pure. Sarà interessante vedere il recap domani, probabilmente lo facciamo uscire domani, nonostante ci saranno ancora partite da fare, Empoli, Frosinone,
Torino, però è importante vedere questa classifica perché la Roma si mette a 17 punti, insidia la Fiorentina contro la Juventus dovrà giocare, che pare che la partita non sia stata poi più rinviata, e quindi è una Roma che sopravanza di nuovo la Lazio e il Monza di Palladino che ha giocato a 4. Sarà importantissimo vedere il recap domani, non vi preoccupate. Di conseguenza do 6,5 a Kvara che ha preso un sacco di calci, e poi tra quelli che sono entrati do 7 ad Elmas che fa esattamente quello che fa Kvara e lo fa in poco tempo e segna anche. Dopodiché Simeone, ragazzi, me lo concederà Giovanni Simeone, uno dei miei giocatori preferiti, gli do 5,5 perché lì un po' Lobotka forse la deve passare prima, un po' lui deve aspettare sulla linea, quel contropiede dovevi far gol assolutamente, se l'allunga poi la tira fuori, insomma il fuorigioco c'era. 5,5 Simeone, lì devi essere un po' più lucido. È difficile quando sei sempre riserva essere sempre lucido, però bisogna valutare la prestazione. A Lindstrom senza voto, anche Cajuste entra poi alla fine al posto di Zielinski. Cajuste mi è sembrato sia entrato bene. Lindstrom uno strappino in dribbling lo riesce a fare, però va bene così, è un Napoli che annaspa. Prendiamoci il Napoli che annaspa e cerchiamo di andare avanti un pochino tutti insieme, ce lo diceva Benitez 18 anni fa, cerchiamo di essere un po' più uniti spalla a spalla e non facciamoci le scarpe tra di noi. Se abbiamo a cuore il bene del Napoli, visto che non è che ci sono possibilità di nuovi allenatori, Gagliardo sta per firmare per il Boca, quindi toglietevi tutti questi sogni di gloria da mezzo, cerchiamo di aiutare Garcia spiegandogli anche quello che noi sappiamo già da prima, perché non siamo allenatori, noi tifosi o gli addetti ai lavori, però certe cose del Napoli le conosciamo molto bene, quindi noi più che altro dobbiamo dare una mano a Garcia invece che cercare di aspettarlo al varco per mettergli trappole linguistiche o meno, o di comunicazione, per trovarlo sempre in fallo e poi demolirlo sulla stampa. Veramente triste. Se invece abbiamo a cuore il bene del Napoli, mettiamo da parte anche il voler dire oi, De Laurentiis l'hai scelto tu e hai sbagliato, mettiamo da parte e speriamo che De Laurentiis si potrà dire poi un domani sì, ha iniziato così e così, ma alla fine si è messo in carreggiata e sta avendo gli stessi risultati degli altri allenatori del Napoli. Se fa il paragone con Spalletti è chiaro che è un paragone ingeneroso, ma quella stagione lì la dobbiamo un pochino mettere da parte. Da New York Valerio Fluido è tutto, è venuta bella lunga, ma voi lasciate il like e aspettate i nuovi contenuti che arriveranno, se arriveranno, e dovranno essere precisi, sempre più precisi, perché sta narrativa non mi piace.